Eccoci qui, siamo al nostro secondo aperitivo e questa sera ho invitato a fare l'aperitivo con me una persona che stimo molto, un sindaco di quelli che fanno notizia quando fanno le cose. È stata con me assessore al lavoro della provincia di Vicenza, abbiamo fatto cose molto originali. Pensate, il primo accordo, vero Morena, proprio nella crisi di ormai sembra un secolo fa, ma credo che l'esperienza maturata ci aiuterà anche questa volta. Morena fece un accordo con le fondazioni bancarie per provare a dare sostegno e sollievo in un reclutamento, in un accompagnamento al lavoro delle più fragili a partire dal territorio. Vi ho svelato, ma voi la conoscete in tanti, è Morena Martini, Ciao a tutti, ciao Elena. Rossano Veneto. Ciao a tutti, ciao Elena. L'anticipazione della cassa integrazione anticipava la provincia di Vicenza, unica provincia, dopo ci ha seguito Alessandria, primo esperimento in Italia. Noi anticipavamo la cassa integrazione in mesi quelli vuoti, come quelli che stanno vivendo adesso le nostre genti. La provincia di Vicenza l'anticipava perché poi l'INPS la ristorava alla provincia, l'accordo per il patto sociale per il lavoro vicentino. Tante belle cose, una bella esperienza che mi ha aiutato molto e mi ha fatta maturare, ecco, sicuramente. Sì, e poi ha formato anche i termini di politiche nuove, perché la cosa interessante di cui chiacchiereremo con Morena è che Morena non ha paura di mettere la sua intelligenza, la sua creatività al servizio della pubblica amministrazione. Alle volte la pubblica amministrazione è più favorita dal fare le cose che si fanno normalmente, no Morena? Cioè la procedura, la burocrazia. Sì. E invece credo che nelle varie esperienze che hai maturato, appunto in provincia, però quella da sindaco sia quella che a te ha sempre molto stimolato. Sì, perché Elena, cioè essere sindaco vuol dire interpretare i bisogni della gente che ti ha vista nascere. Quindi il sogno della mia vita era diventare sindaco. Mio marito mi ricorda un episodio che io avevo un po' allontanato e me lo ha ricordato perché in questi giorni dove abbiamo questa convivenza forzata stiamo mettendo a posto le fotografie, no? E allora ha tirato fuori una fotografia del giorno prima del nostro matrimonio, 2 o 3 giorni prima del nostro matrimonio. Io ero in ginocchio davanti all'ex sede del municipio di Rossano, la vecchia sede municipale, c'era la grande scritta Rossano Veneto, io ero in ginocchio e il mio suocero mi ha fatto la foto con dietro il nome del mio paese, perché io dopo sposata sarei andata ad abitare a Iesi, io ho vissuto a Iesi 5 anni. Sì. E quando mi ha scattato questa foto e mi sono alzata piangendo, ho detto a mio suocero: bene, questo è il mio paese, lo lascio, tornerò e farò il sindaco. Caspita, ragazzi, abbiamo una che in termini di determinazione. Tanto, no, era il sogno politico della mia vita, devo dire la verità. Dopo le preoccupazioni e le responsabilità di un sindaco nel tempo sono aumentate a dismisura e devi avere una gran dose di amore per gli altri e di volontariato sociale per poterlo fare a 360 gradi, perché poi chi si candida, anche i colleghi, tutti quelli che si candidano, lo fanno perché vogliono, c'è l'ambizione naturalmente, però c'è anche la volontà di costruire, di lasciare qualcosa e di non fare solo burocrazia. Uno potrebbe anche andare qua, le cose vanno avanti, chi se ne frega. Invece se vuoi dare qualcosa di nuovo, se vuoi cambiare un po' mentalità, marcia, ci devi mettere assolutamente del tuo. Ecco, questo sì. Sì, e resta secondo me l'esperienza politica più bella e anche più difficile, perché come hai detto tu prima, a giudicarti sono i tuoi cittadini, quelli che ti conoscono da bambina, quelli che conoscono e giudicano con te la tua famiglia. Peraltro la tua è una famiglia molto bella, molto stimata a Rossano, però sì, è vero che è il giudizio più duro e più difficile. L'ultima volta con quanto hai vinto, Morena? Dillo. 72%. 71 ragazzi, no, 72%. 72%. Ma e mi garantisco. Lo dico così felice, questo numero, questa percentuale. Bene, bene. No, è stata forse veramente, io l'ho vissuta come una promozione del tanto lavoro fatto nei 5 anni precedenti.
non è solo merito mio, assolutamente, perché comunque un sindaco è davanti, ma dietro ci devono essere delle persone che lavorano con lui. Quindi tante volte sai, gli assessori, la giunta, i consiglieri non si citano, però sì, io riesco a fare tante cose perché ho una squadra che comunque mi sostiene e mi dà l'input di continuare. Ecco, è stata la passata legislatura è stata molto difficile, devo dire la verità, non è stato semplice anche dal punto di vista politico sciogliere alcuni nodi, alcune incomprensioni che si erano create, però è andata bene. Io sono abituata ad organizzare la mia vita e ho organizzato a tappe quello che volevo fare in comune. In questo modo, insomma, sono riuscita a portare avanti e a finire quello che mi ero messa in testa. Poi ho delle persone, fra cui il mio attuale vice sindaco, che mi dice: ma insomma tu hai anche avuto una gran dose di fortuna. Ma insomma, queste sono la fortuna aiuta gli audaci, la fortuna Aiuta gli aiuta gli audaci. audaci, No, assolutamente. e io invece dico un'altra cosa, che invece un bravo capo, e tu lo sei indubbiamente, sa anche circondarsi di persone all'altezza, diciamo che così faccio un complimento anche tu. A tutti i miei ragazzi. Sì, ma Sì, anch'io no, bisogna voglio saper dire, delegare, bisogna bisogna saper saper delegare. delegare, bisogna sapere stare insieme, e tu hai veramente fatto un lavoro che è stato assolutamente riconosciuto. E credo anche, perché con te abbiamo spesso parlato di formazione anche in ambito politico, Mm. che la gavetta, la strada lunga, l'ascolto nei confronti dei cittadini, il poter rielaborare la politica, non è solo un'improvvisazione, non è solo un'attitudine personale, ma con te No, quante volte ci siamo detti ci sarebbe bisogno di una scuola di Ma formazione guarda, cioè, politica? ma guarda Elena, io lo dico e ho fatto una riflessione anche in questi giorni perché dopo, sai, la gente ti ferma, eccetera, eccetera. La scuola di politica ci sta e noi abbiamo condiviso anche un'esperienza in un medesimo partito, no? Eravamo tutti e due ci siamo trovati in un periodo della vita politica in cui Sì. catapultate tutte, avevamo questo PDL dove c'era di tutto e ci siamo trovati a condividere anche questa piccola esperienza. Adesso io ci tengo a dire che in questo momento io non ho tessere di partito, ma indipendentemente da questo, la scuola di politica serve per creare per creare delle persone che abbiano delle opinioni condivise, che siano socialdemocratiche o liberal-democratiche, e che ci siano anche degli strumenti, delle persone, dei leader di partito che possano indirizzare e scegliere i delfini da portare avanti nel vario cursus honorum che ormai da troppo tempo manca. Nel partito che avevamo noi, che era un partito assolutamente che si riferiva ad un presidente ed era la loro Forza Italia, la meritocrazia è stata, diciamo così, portata avanti solo per un periodo molto limitato. Dopodiché non si è dato merito a chi lavorava nel territorio. Altre forze politiche hanno invece dato merito a chi prima di tutto è stato consigliere comunale, assessore o consigliere regionale, cioè chi aveva avuto una formazione politica importante veniva scelto, i migliori venivano scelti e venivano portati a Roma oppure anche in ambito internazionale, quindi in Europa. Non possiamo più vivere di improvvisazioni. Oggi un amico mi ha inviato un messaggio scrivendomi: io ho sempre votato persone di spessore, però la politica mi aveva tanto deluso, tanto che l'ultima volta ho votato il Movimento 5 Stelle, altra delusione ancora. Perché Morena mi ha detto, mi ha fatto una metafora bellissima. Quando una prima squadra, una squadra importante che gioca con giocatori professionisti sbaglia e sta perdendo la partita, tutti se la prendono con l'allenatore, il quale che cosa fa? Pur di vincere partita persa per partita persa, manda dentro anche gli scarti. Un po' in politica abbiamo fatto così. Noi eravamo abituati con una classe dirigente fino al 94, diciamo anche 2008 di un certo tipo, questa classe dirigente che non ha saputo creare delle persone in grado di sostituirla, ha creato delle delusioni così importanti che nell'animo della gente la gente ha pensato che votando i nuovi, il pressapochismo, l'improvvisazione potesse andare meglio, ma non è così. Noi dobbiamo avere
secondo me i partiti dovrebbero tornare ad avere delle segreterie forti, in grado di candidare persone, ma non lo dico perché io sono un sindaco, ma persone che comunque hanno avuto a che fare con un territorio, con un tessuto sociale, in grado di andare a Roma e capire che cosa stanno votando, interpretare i bisogni della gente. Come posso farmi interpretare da una persona che fino all'altro giorno ha fatto un lavoro completamente diverso e l'unica politica che poteva sapere era quella letta dai blog? Ma dove, ma in che baratro siamo Ma in che finiti? mondo siamo finiti? Sì. Tanto è vero che dopo, indipendentemente da tutto, io ti voto perché tu mi possa rappresentare, e tu possa legiferare per me, e sei il primo che disattende alcune cose, sei il primo che pur di rimanere veramente attaccato alla sedia, sei disposto a cambiare casacca, allearti con chi che sia, rinnegare quello per cui tu eri stato votato. Adesso io non ce l'ho con i 5 Stelle, assolutamente, un pochino sì. Tu non puoi dirmi non mi alleo con nessuno, ti allei, prima fai un governo con una forza politica che poi è legittimo e poi cambi, che è legittimo, ma la mia domanda è opportuno? Era opportuno che lo facessi, no? Senza passare poi da una cosa che riguarda te, come riguarda il mio modo di fare politica, che è la legittimazione popolare, cioè il confronto con la gente che attraverso quel voto esprime un giudizio su di te, persone, quindi devi essere irreprensibile, sul tuo operato, sulla tua formazione, sul fatto che tu sia o meno in grado di rappresentarli. Perché è vero, e quel tuo amico che ti ha scritto interpreta un malessere che ha portato non a caso Morena, il Movimento 5 Stelle, ad essere oggi la forza principale di un Parlamento che tutti noi consideriamo completamente delegittimato. Inadeguato. Inadeguato e anche delegittimato sotto l'aspetto del voto, perché oggi non solo i sondaggi che insomma sono un po' il polso, ma poi se ci lasciassero andare a votare, io sono molto convinta che ci sarebbe una sonora batosta per il Movimento 5 Stelle, perché proprio ha dimostrato una totale inadeguatezza, in particolare in un momento questo che viviamo, che è il peggiore del mondo, che potevamo immaginare, perché anche la crisi che abbiamo guidato io e te per ruoli diversi, però era più gestibile, perché è stata una crisi finanziaria e questa è una pandemia mondiale, perché questa ha Era bloccato tutto. strutturale, era una crisi strutturale, completamente diversa da questa che ha una natura completamente diversa. E per tornare alla leggerezza di un aperitivo, tu oggi hai fatto un video che mi è piaciuto molto. Vorrei che tu lanciassi anche l'appello, perché Morena oggi ha fatto, cari voi che ci state seguendo, e vi ringrazio anche di questa vostra attenzione. Morena oggi ha lanciato un appello, che poi le lascio, ma poi insomma vi invito anche ad andare a vedere il suo video sulla sua pagina, perché dice una cosa molto vera e molto dura rispetto a un segmento della tessuto produttivo di questa nostra nazione, vorrei dire la spina dorsale, cioè le partite IVA, che sono state oggetto di un massacro. Allora dici, Morena, anche perché insomma il tuo comune, diciamo anche agli altri che cosa ha rappresentato Rossano Veneto nella storia. Rossano Veneto è stato famoso negli anni 90 per un libro di Gian Antonio Stella che si intitolava Schei, perché in questo libro Rossano era accusata giustamente di essere il paese con il più alto numero di partite IVA, ma completamente senza servizi. Era un momento in cui non avevamo neanche una biblioteca strutturata, non avevamo spazi di aggregazione, ok? E quindi è stato un libro molto contestato, che è stato però sulle cronache per tantissimo tempo. Allora, da questo paese degli schei, paese delle partite IVA, una partita IVA ogni tre abitanti, è nato questo mio appello, perché io sono la gente, quando i pochi che riesco ad incontrare per strada, ma le molte telefonate che prendo, sono da parte, per esempio, una piccola pasticceria, ragazzi giovani, erano appena avviato il lavoro. Sindaco, possiamo pagare la Tari più tardi? Per cortesia, non siamo chiusi da 55 giorni, dobbiamo pagare comunque l'affitto. Allora, noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, perché non è che posso dire la Tari non la paghi, ma pagala quando puoi, non ti metto, non facciamo nessun tipo di mora, nessun tipo di sanzione, pagala quando puoi. Ma questa è una delle tantissime telefonate. Allora l'appello è stato, dacci delle risposte certe, perché lo Stato ha dato delle risposte completamente obsolete per quanto riguarda le piccole partite IVA, le grandi partite IVA, e
è stato il padre che ricerca il figlio al prodigo. Come possiamo noi fidarci di uno Stato che premia i fancazzisti, permettetemi questa parola, permettetemi un briciolo di scurrilità, perché queste 600 euro, che per prendere 600 euro devi dimostrare il DNA degli antecedenti di tua madre, di tuo padre, che non hai guadagnato meno del 33 vate a pesca, e arriverà, se arriverà, paradossalmente l'hanno ottenuto persone che non ne avevano a mio parere non dovevano neanche chiederlo, e non l'hanno ottenuto delle persone che magari hanno una misera pensioncina di invalidità e che continuano a lavorare. Cioè, dov'è lo Stato vicino a queste persone? Dov'è? Allora, c'è gente che chiede, io ho chiesto semplicemente di non far pagare nulla quest'anno, di avere una sospensione totale di tutte quelle che sono i crediti che noi dobbiamo dare in qualche modo. Noi non vogliamo non pagare le tasse. La partita IVA non è quella che non paga le tasse, è la persona che le paga quando ha soldi. Allora noi quest'anno i soldi non ce li possiamo avere. Facci pagare tutto l'anno prossimo, ci dai 25.000 euro, ti ringrazio, ma non metterci, siccome tu non ce li puoi regalare, e posso dire, vai, capisco che tu Stato non ce li possa regalare, ma almeno non farci pagare i tassi di interesse, perché io domanderò, le partite IVA domanderanno i 25.000 euro per pagare le tasse a te, quindi io le prendo, li compro i soldi che tu dici di regalarmi, li compro, e ti li ritornano negli anni per pagarti le tasse, quindi mi indebito ancora di più. È un circolo vizioso. Dov'è lo Stato? Lo Stato dovrebbe, come ha trovato i soldi per pagare delle persone, per creare un reddito di cittadinanza, delle persone che non lavorano, a maggior ragione in questo momento deve trovare le risorse per pagare per dare una mano alle partite IVA, che sono la spina dorsale della nostra entità storica. E un'altra cosa voglio dire, e quindi ho detto, mettiamo alle finestre il nostro tricolore con un laccio bianco, non lo voglio nero perché non voglio morti, e guarda che tanti ci penseranno, perché tante partite IVA non riapriranno più. Mettiamo un laccio bianco con scritto aiuto certo, in questa casa vive una partita IVA. Io le voglio in tutto Rossano, in tutti i Italia, mi ha già telefonato dove le possiamo andare a comprare. Le ordiniamo, zio Canarino, ma diamo un segnale, perché quando passano, quando scenderanno per andare a lavorare i nostri politici, le devono vedere, perché forse non hanno idea, il numero è elevatissimo, il numero di queste partite IVA. E un'altra cosa, a proposito di questo, ce l'abbiamo con l'Europa e in una certa misura abbiamo anche ragione ad avercela con l'Europa, però se io mi metto dall'altra parte e dovessi essere io l'Europa che deve decidere di dare dei soldi all'Italia, mi trovo a dover dare dei soldi ad uno Stato dove vengono premiate le persone che non rispettano la legge. Allora, io lavoro in nero? Tu lavori in nero? Non hai mai pagato le tasse? Non hai mai contribuito a far sì che la sanità funzioni, che i tuoi figli vadano a scuola gratuitamente, che ci sia un welfare che funziona? Beh, allora a te i 600 euro li do, perché in qualche modo devi sopravvivere, no? Però a quello che magari pora anima non ha pagato l'INPS perché non aveva la possibilità di farlo, a te non li do e anche ti bastono. Cioè, l'Europa dovrebbe dare garanzia ad uno Stato che dice: sei andato a scuola regolarmente, ti sei collegato, non potevi collegarti ma hai fatto vedere all'insegnante che sei ben disposto ad apprendere anche in questa struttura online. Beh, a te io promuovo l'altro, promuovo tutti, Tana libera tutti, quest'anno abboniamo tutti quanti, perché ho paura dei ricorsi. Allora come fa l'Europa a dar credito ad uno Stato che non dimostra di essere Stato, ad uno Stato che continua a premiare persone che non credono nello Stato, perché chi lavora in nero non crede nello Stato? E se tutti potessero pagare poco, ma tutti pagherebbero, e questo è il problema. Scusami, sono un po'... No, il tuo accurato... Io intanto sotto leggevo i messaggi che passavano, Morena, e quello che hai detto ha toccato il cuore di molti, perché ho visto una crescendo di persone che scrivevano proprio su questo punto, perché noi vogliamo fare il nostro dovere, l'abbiamo sempre fatto, crediamo molto nel rispetto delle regole, ed è per questo che riteniamo, io, te e le persone che ci seguono, che sia incredibile
che anche quando adesso io sto battendomi per la cassa integrazione, per l'anticipazione, per l'aiuto alle imprese, mi trovo un governo che dice devo pensare a chi ha lavorato in nero, che oggi non ha niente, hanno tolto la condizionalità in quell'abominio che è il reddito di cittadinanza, c'è gente che non faceva nulla, ha preso il reddito, la condizionalità vuol dire se ti trovo un lavoro vai a lavorare, l'hanno tolta perché no, perché non è il momento adesso. Ora ci rendiamo tutti conto che mentre Silvia, che adesso ci scrive e giustamente mette il tricolore, è un agente di commercio a cui nemmeno i 600 euro, perché è iscritta a una gestione separata dell'INPS, manco quelli, non ha potuto lavorare, non ha potuto andare a vendere il suo prodotto, non ha potuto neanche chiedere i 600 euro perché lei è iscritta a una gestione separata. Ora, questo è uno Stato, perché noi amiamo l'Italia ed è per questo che combattiamo e che mettiamo il tricolore, metteremo il tricolore con il segno bianco, ma dobbiamo dire che questo governo, con uno Stato che si piega a una volontà politica che è fuori dal mondo, aggiungo Morena perché la tua Rossano è il fulcro diciamo, della più bella azienda industriale, tessuto industriale, che è quello dello sport system delle biciclette, ha una sua storia, ha una sua presenza. Per un codice Ateco, quelle aziende non possono produrre. Assolutamente non se sono meno sicure, non se rispettano o meno la sicurezza dei propri lavoratori, no, per un codice Ateco. Allora, se andassimo al governo, anzi, se io mandassi la Martini al governo, io sarei certa, sicura. Saremmo tutti certi che la capacità, il buon senso, il senso pratico e la soluzione ai problemi li avremmo certamente ottenuti. Ma guarda Elena, adesso a parte che mi ci vedrai molto bene e non avrei assolutamente paura, capito? Non avrei paura perché se, con tutto il rispetto per la carica istituzionale che ricopre, perché io rispetto le cariche istituzionali, ma magari l'uomo ha un po' di ritegno. Se è riuscito a fare il ministro Di Maio, penso che in qualche modo se mi insegnano qualcosa posso farlo anch'io, quindi non avrei nessuna paura ad affrontare nessun tipo di ministero e non avrei neanche paura a fermare barconi o roba del genere. Ma detto questo, quello che a me stupisce è che tutta sta gente, tutti questi cervelloni che adesso chiamano a fare i consulenti, ma allora vogliamo parlare di consulenti? Allora, a noi nei comuni hanno vietato di chiamare i consulenti, io penso anche che per il 70% hanno fatto anche bene perché attraverso i consulenti si mascheravano delle tangenti è forte, delle marchette, ecco, delle marchette elettorali. Tu ricevevi dei favori da qualcuno, chiamavi Tizio Caio Sempronio e gli facevi fare una consulenza, in questo modo lo pagavi e quindi hanno ben pensato di toglierlo. Bene, tutti quanti ci siamo adeguati. Consulenze in comuni non ce ne sono più. Allora perché a Roma le fai? E perché guardando i nomi di chi tu, governo, Conte, in questo momento hai chiamato ad aiutarti, vediamo che sono gli amici degli amici degli amici degli amici, nessun iscritto alla Lega, nessun iscritto a Fratelli d'Italia, nessun iscritto a partiti di centrodestra, ma tutti che fanno capo a PD, Movimento 5 Stelle, Amico, Moglie, Genero, Nuove. Ma allora dove siamo? Allora dov'è il nuovo? Dov'è il nuovo? E perché tu puoi, io non posso? E perché tu puoi, io non posso? E perché tu, se commetti delle bestialità, le continui a riproporre senza che io ti possa fermare? Perché hanno rinominato a Leni una persona che ha fatto dei disastri a livello internazionale, tanto da meritare anche delle condanne, tanto da essere anche citato a giudizio. Perché è stato rinominato? Perché queste cose passano in secondo piano e vengono zittite anche dalle TV non amiche? Ecco, questo io mi chiedo, a dove vogliamo andare? E come possiamo pretendere che l'Europa ci dia ascolto e ci dia credito? L'Europa legge, l'Italia dove? Chi non studia viene promosso perché non posso fare, perché non ho problemi con i ricorsi. Chi lavora in nero a chi viene dato un reddito perché poverino se no muore di fame.
chi ha sempre pagato le tasse, magari non le ha pagate tutti i mesi perché non aveva la possibilità, ma magari le ha spostate e le ha pagate con la penale e con le more e tutto quanto, a questi bastoni e facciamo in modo che succedano dei debiti. Cioè, non possiamo essere credibili, ci rendiamo conto che non possiamo essere credibili, quindi le cose devono cambiare in qualche modo e devono cambiare da noi, devono cambiare con noi e da noi. Sì, ed è anche giusto che noi si alzi la voce in questo senso, perché col massimo del rispetto questo è inaccettabile, sì, ma sotto l'aspetto istituzionale, sotto l'aspetto politico e anche come cittadini. Guarda, io dovrei fare anche ti volevo fare anche qualche domanda legata al tuo ruolo, anzi alla tua professione che ami tantissimo, che è quella dell'insegnante e dell'insegnamento. Ma devo dire che di vivere nella mia il mio lavoro. Amatissima, guardate, lo dico a voi che ci ascoltate, amatissima dai suoi studenti. Io veramente ho grande generosità di un insegnante che dà tanto, da tutto, non guarda né l'orario né i limiti, neanche della burocrazia, li ha accompagnati spesso a fare una cosa che io ho voluto come assessore all'istruzione, che è quella del MOVE, cioè delle esperienze all'estero per poi certificare la lingua. Morena Martini ha portato il Brochi tra i primi ad aderire. In Spagna sì, sempre io, sì, quando sono rientrata nei criteri, sì, no, ci tengo tanto, anzi è un'iniziativa che ho sempre lodato, te l'ho sempre detto, alla Regione del Veneto. Certo, e ti ringrazio anche quando appunto lo spiegavi con il tuo bel modo di far capire anche ai ragazzi che le istituzioni sono vicine e non sono distanti. Però mi dai un giudizio sul ministro Azzolina così a freddo, a parte... La ministra Azzolina si giudica dal rossetto che usa. Parole, no. Sai, quando eravamo bambina, io sono stata bambina prima di te, e quando ero bambina... non tanto. C'erano dei giornaletti per le bambine, no, dove c'erano i rossetti omaggio. Sì, mi ricordo, quelli piccolini. Lei deve avere la collezione a casa, anima di Cristo. Qualcuno glielo deve dire che deve cambiare profumeria, diciamoglielo, una cosa un po' più soft. Comunque indipendentemente. Un po' più sobria, sì, magari due taglie giuste di camicetta, ma va bene, non importa, l'abito non fa il monaco, non volevo dire, non voglio fare commenti sessisti perché sono una che difende le donne a prescindere. Però io difendo le donne che sono capaci, adesso ha avuto anche la fortuna di studiare sta ragazza, no? Ha queste 2 lauree, tutte queste cose che ha fatto. Allora vogliamo fare le persone serie, perché sennò io mi chiedo veramente se sta ragazza ha studiato veramente oppure se in qualche modo è stata graziata da Dio, capisci cosa voglio dire? Sì, perché io sono da quando ho 30 anni che sono a scuola, sono 27 anni che sono a scuola e certi sbagli e certi errori non li farei mai e non li avrei mai fatti, alzarsi, andare via, non rispondere, eccetera, uscire con dei comunicati che non hanno assolutamente un senso civile. Allora, a proposito della scuola, io sono molto preoccupata. Innanzitutto, Elena, non so, tu avevi detto di farci andare, di prorogare le nostre ferie, di farci andare a scuola, in vacanza dopo, forse ho capito male io. Guarda, noi abbiamo bisogno di andare in vacanza prima. Nel senso che vorrei dire anche alla gente che ci sta ascoltando, guardate, io parlo per gli insegnanti di scuola superiore, io normalmente finisco la scuola il 20 di luglio, poi resto a casa, ho i 40 giorni come tutte le categorie, né giorno più né giorno meno, comunque io il 24 di agosto sono a scuola perché ricomincia l'attività, quindi non è vero che facciamo 3 mesi di vacanze all'anno, forse una volta, non lo so, io non le ho mai fatte, ma comunque se c'è da lavorare non mi tiro indietro, se il mio preside mi chiama e mi dice c'è da spolverare la biblioteca, non sono quella che sta a casa, sono quella che va a lavorare. Questa esperienza del lavoro online è massacrante, io lavoro il doppio di quello che lavoravo prima, sto segnando in una piccola azienda, dopo la prima settimana di massacro, sto segnando le ore di lavoro e devo dire che per la prima volta in vita mia sono in ritardo totale con la correzione delle prove perché non trovo il tempo di correggere e cerco di fare in modo che la lezione sia il meno pesante possibile, dando anche dei materiali magari che i ragazzi possono recuperare da internet. La mia fortuna è che in questo periodo una mia ex alunna molto brava, che si è diplomata con me tanti 5 anni fa, ha deciso di diventare insegnante, quindi sta già laureando, sta facendo lo stage e ha chiesto a me di fare la stagista nelle mie discipline, nelle mie ore. Quindi mi ha fatto un regalo grandissimo, una grande soddisfazione, no? Che una tua alunna decida di intraprendere la tua carriera, una grande cosa, guarda, pianto. Ecco, e lei mi sta aiutando perché lei in questo momento
si chiama Valentina Bagliolid, è giusto che io la ringrazi, mi sta aiutando nella correzione, mi sta dando una mano, poi io le divido insieme a lei, insomma è un lavoro fatto in due, quindi Dio vede e provvede, esiste, me ne ha dato una prova anche adesso. Siamo stati abbandonati a noi stessi. Sì, Tutti i colleghi, io dico grazie, io non mi immagino i colleghi delle scuole elementari sì. o come possano fare a tenere questi bambini ecco, quindi io ringrazio tutti quanti e andando a vedere che cosa mi regalava il MIUR per aiutarmi, no, nel sito del MIUR trovate questo, che sono 7 pagine, no? Io didattica a distanza e diritti degli studenti, mini guida per docenti, quindi il MIUR ha detto ma il MIUR ha pensato a me e quindi mi sono stampata la guida, come direbbe un mio amico, da degli esperti del MIUR. Zio Canarino, chiamate me che vengo gratis a scrivervela io la guida di dove dovete andare, no? Ecco, allora sta gente si rifà alla Convenzione dell'ONU del 1998, quando i ragazzi che sono a scuola adesso non erano neanche nella testa dei genitori, che forse non erano nati neanche loro, che parliamo di 30 anni fa. È giusto quello che dice la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono parole sacrosante, ma non c'entra una benemerita pandemia con quello che stanno vivendo, a parte l'utilizzo di sigle straniere per parlare in italiano, questo SWOT, io non voglio neanche dire, comunque per dire punti di forza, punti di debolezza, opportunità e leggerezza, usano parole inglesi, ma vogliamo voler bene alla nostra lingua italiana? È vero che l'inglese è importante, dovrà essere un'altra lingua madre, ma noi viviamo in Italia. Quando parli con i docenti, no? Il ministero rivolto agli insegnanti sia scritto completamente in italiano, senza usare acronimi stranieri, perché ne abbiamo le FOL piene. Poi loro ci consigliano, allora in queste 7 pagine, ci consigliano cosa fare. Allora ci dicono che i ragazzi devono avere il diritto al gioco, secondo l'articolo 31 della Convenzione, garantito al tempo libero da dedicarsi alle attività creative, culturali e artistiche della proprietà, attività creative e motorie. In un appartamento guarda, noi magari, ma in un appartamento di 40 metri quadri, magari sono in 3 fratelli, magari hanno, ma chi l'ha scritto? Ma questa è aria fritta, è un compitino, spero che non abbiano pagato, è un compitino dato a fare giusto per riempire una pagina del ministero, ma se uno clicca e va a vedere, c'è una cosa che dice domande e risposte, esperienze, esperienze, dico vado a vedere le esperienze di chi ne sa di più di me e sono tutte storie di colleghi che si raccontano, oppure di studenti o di scuole che si vogliono mettere in mostra e dicono che cosa hanno fatto. Quindi la didattica a distanza è rivoltata, tanti non la fanno, tanti non riescono a farla per motivi ideologici, per motivi anche di rifiuto professionale, per tante cose, però il 95% di noi la sta facendo ed è basata tutta sulla buona volontà di questi docenti che, credetemi, stanno lavorando il doppio. Sono contenta per quei genitori che dicevano che noi non facciamo niente, che facciamo parte della categoria degli statali che non lavora. Io spero che adesso che siete costretti a stare a casa, a vedere con gli occhi, vediate, ecco, sappiate che noi questa cosa qua la facciamo quotidianamente, tutti i giorni in classe. Ecco, bene. Allora, se divento, in un giorno avrò la fortuna di fare 6 mesi il ministro dell'istruzione, vi prometto che userò corsetti diversi, non mi siederò sulla scrivania quando parlerò ai giornalisti, perché un ministro della Repubblica deve avere anche un certo controllo di quello che fa. Ecco, non dirò neanche zio Canarino, mi siederò e parlerò in modo molto pacato, ma vi assicuro che potrei cambiare veramente molte cose di questa scuola, non ci vuole tanto, perché la buona volontà di chi insegna c'è tutta. Sì, assolutamente. Guarda Morena, per dire che per dare anche qualche spiegazione in più velocemente, la scuola della formazione professionale, prima è passato anche un preside che ci ha salutato, la formazione professionale dal primo giorno, siccome deve essere tutta controllata, tu lo sai, perché paga l'Europa attraverso il Fondo Sociale Europeo, quindi si deve proprio verificare che ci sia oltre il 75% dei ragazzi in aula, che l'ora sia svolta dall'inizio alla fine. Ebbene, la formazione professionale, che sono anche le scuole, permettimi, alle volte un po' più fragili, hanno fatto tutta formazione a distanza.
e si sono organizzati e strutturati. Io vedo il lavoro di mia sorella Giovanna da casa, che ha una terza elementare con un pool di insegnanti. Lei è quella che un pochino più si era già preparata a fare alcune cose perché aveva fatto degli approfondimenti per suo aggiornamento personale, ha accompagnato le altre colleghe, sono straordinarie. Genitori che accompagnano i figli, perché un bambino di terza elementare non può stare davanti a uno smartphone o a un computer tutto il giorno, non è possibile. Quindi l'ingegno della lettura, l'altro giorno ha fatto la fiaba, insomma, le fiabe classiche, delle modalità di ripensare tutta la didattica faticosa, hai ragione, insegnanti bravissimi. Sai dove sta il problema però? Che il ministro all'inizio di aprile ha dichiarato: hanno finito, vi saluto, ci vediamo a settembre. Certo, no, è vero, Con un è vero. messaggio Anche ha dichiarato che comunque sarebbero stati tutti promossi. Ma guarda, io posso dire, abbiamo dei ragazzi che sono degli eroi. Andrebbero tutti premiati con la medaglia, con la medaglia d'oro, d'argento, bronzo, qualcosa, anche di latta al valor civile, perché io ho ragazzi che nonostante le parole del ministro entrano in classe tutti i giorni. Sei E brava. addirittura oggi abbiamo fatto un consiglio di classe, naturalmente online, su una seconda che ho, e siamo stupiti del fatto che molti di loro che in classe erano dei lazzaroni, in questo momento storico e con questa modalità sono diventati dei leader positivi nei confronti del resto della classe. Quindi sono delle dinamiche incredibili anche nel mondo, nel mondo della gestione scolastica. Ma guarda Elena, noi abbiamo la fortuna di avere un'università, io parlo di quella di Venezia, ma anche quella di Padova stanno collaborando con me per capire come. La didattica online, i corsi di aggiornamento a distanza ci sono da tantissimi anni. Ecco, io stessa ho un diploma di certificazione a distanza, me ne ero anche dimenticata, di certificazione per l'insegnamento a distanza. Non so come l'ho preso perché io sono negatissima per tutto quello che riguarda, no, però evidentemente, ecco, le cose sulle piattaforme Moodle, che sono le piattaforme delle università, di molte università, quindi noi eravamo in qualche modo un po' abituati. Ma tu pensa ai colleghi che vanno in pensione quest'anno, cioè io ho dei colleghi che quest'anno per loro è l'ultimo anno di insegnamento, sono disperati e ho sentito una collega prima, no? Di italiano che mi ha detto mi sono sforzata, guarda, io adesso interagisco, adesso io mi collego, e lei sa benissimo che il 30 giugno finisce, cioè il 1° settembre lei è in pensione, il 30 giugno poi fa gli esami, però vedi, l'ha presa con grande serietà e con grande impegno, c'è perché poi un senso di civiltà, un senso civico, è un senso civico. È il senso civico che queste dovremmo ore, avere ancora. appunto. Allora, io intanto domani pomeriggio ho l'incontro con tutti i colleghi e prima di domani, ti prometto, leggo tutte le 7 pagine di quel manualetto, perché siccome abbiamo chiesto di andare a incontrare il ministro, che appunto rimanda, sì grazie, se lo prendiamo tutti, rimanda e sarò molto più preparata. Senti, sai Morena, io mi sono divertita un sacco e ti ringrazio. Anch'io. Di solito noi facciamo 15 minuti, cioè avevamo impostato 15 minuti, ma siccome arrivavano tanti messaggi e il tempo è volato via, io però devo chiudere come facciamo di solito. Noi chiediamo, siccome abbiamo chiamato aperitivo, no? Un aperitivo chiacchierata, che cosa potremmo bere stasera insieme io e te? Guarda, io ti consiglio un gingerino Recoaro. Fantastico! Perché tutti i miei amici sanno che non posso bere perché non tengo l'alcol, e abbiamo lavorato insieme per questa grande azienda. Il gingerino l'abbiamo salvata, sappilo, l'abbiamo salvata, anche se il gingerino se l'è preso, ma l'abbiamo salvata. Lo so, comunque il gingerino, l'Italia sarà unita quando troverò il gingerino Recoaro anche in Sicilia e in Campania. De Luca, fai l'ordine del gingerino, che quando vengo lì gingerino non ne trovo mai, quindi un gran gingerino, sperando che la destra torni a governare in Italia, sperando che la destra torni a governare in Italia, e magari anche in una riforma per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, battaglia che io porto avanti dal 1994. Basta. È vero, e ti ricordo a partire da lì, in effetti. Allora, intanto a tutti voi buona serata. Se avete gingerino di Recoaro, mi raccomando, bevetelo stasera in compagnia di Morena Martini, che ringrazio di cuore perché sei stata squisita
The boss. The boss. E come ho visto anche tanti messaggi che sono arrivati lì e anche sul mio cellulare, Morena, ti vorrebbero sindaco in ogni comune, evviva. Però mandatemi a Ciao Roma a se tutti. avete l'occasione, ricordatevi di Sì, me. Ciao a tutti, ciao Elena, buon lavoro a tutta la regione, buon lavoro a te. Arrivederci. grazie.